Raimondo Moncada in qualità di legale che assiste la Moncada Energy nella vicenda legata alle questioni, al contenzioso che comunque ha visto protagonista la Moncada Energy e il comune di Porto Empedocle. Quest'oggi ha deciso di convocare una conferenza stampa invitando le maggiori testate giornalistiche locali per intervenire sulle dichiarazioni fatte da ultimo da parte del sindaco nella conferenza stampa di pochi giorni fa, soprattutto per smentire alcuni passaggi che non sono solamente disancorati dalla realtà ma anche diciamo, gravi nelle affermazioni. Diciamo che se si fosse limitato il sindaco ad intervenire solamente difendendo quello che è il suo operato, la Moncada Energy si sarebbe diciamo, limitata a non intervenire, a lasciare alla collettività la verità, diciamo, le deduzioni sulla vicenda. Però sono state fatte le dichiarazioni abbastanza gravi, faccio riferimento uno tra tutti alle asserite e ripetute riduzioni dei canoni che non sono mai nei fatti e negli atti avvenute e concesse alla Moncada, quindi non poteva lasciarsi alle deduzioni, non potevano lasciarsi alle deduzioni le parole del sindaco Martello. Non si è mai fatta richiesta di riduzione dei canoni, è scritto nel contratto, è stata solamente modificato il titolo di un deposito cauzionale che era stato fatto in denaro, sostituito con una polizza fideiussoria che garantiva allo stesso modo il comune da eventuali inadempimenti della società, e successivamente il deposito cauzionale, essendo stato convertito in 2 annualità, è stato rimborsato, restituito alla società sotto forma di decurtazione del canone d'affitto pari a 70.000 e rotti euro all'anno per solamente 7 anni, quindi non è assolutamente vero ciò che dice il sindaco Martello, che la società avrebbe ottenuto ben 2 decurtazioni, la prima di 495.000 euro avvenuta tramite il mancato pagamento delle prime 2 annualità. Infatti la società ha iniziato a pagare le annualità già dal primo anno e contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e non è vero neanche che ha ottenuto un'ulteriore decurtazione di 70.000 euro all'anno. Quindi dismetterete le aree, ecco, quale sarà, diciamo, il 30 settembre, diceva il sindaco che dismetterete le aree, consegnerete qualcosa, insomma, cosa c'è dietro l'angolo? Allora, dietro l'angolo c'è diciamo, ciò che dicono gli atti e che dice la sentenza, perché benché il sindaco voglia ricondurre l'atteggiamento della Moncada ad un atteggiamento volto a non adempiere ad una sentenza del Tribunale di Agrigento, la Moncada ha sempre nella sua storia difeso la propria posizione nelle sedi competenti, non di certo creando delle diatribe fuori dalle aule dei tribunali. La Moncada adempierà la sentenza, malgrado abbia diciamo, appellato la sentenza di primo grado, adempierà la sentenza riconsegnando unicamente gli unici 3 immobili che sono stati, quei 4 immobili, perdonate, i 3 immobili e mezzo che sono stati dati in locazione alla società nel 2007. Per il resto il contratto prevedeva, oltre alla locazione, anche una concessione del diritto di superficie su tutta l'area che era antistante agli immobili, su tutta l'area Montedison che vedete anche dall'esterno. Su quell'area, benché ne dica il sindaco che la Moncada tiene in ostaggio la città di Porto Empedocle, cosa che non è vero, la Moncada ha il diritto di mantenere gli immobili da lei costruita per altri almeno 10 anni. E su questo faccio un piccolo passaggio solamente sulla diciamo, dichiarazione che la Moncada terrebbe in ostaggio lo sviluppo industriale della città di Porto Empedocle. Non vi è nulla di più falso, perché la Moncada ha anche come si vede nella planimetria che è allegata alla nota, alla famosa nota inoltrata al comune per fare una proposta di riconsegna, si era anche resa disponibile a consegnare una parte dell'area sulla quale godrà per i prossimi 10 anni del diritto di superficie. Il sindaco ha ritenuto che quella restituzione rendesse inutilizzabili quegli immobili, una valutazione sua sulla quale non possiamo sindacare, però una cosa è certa, che la Moncada dal 2007 al 2022 ha continuato e sta continuando a fare il massimo in piena collaborazione con la collettività di Porto Empedocle.